A Verona la prima tappa del Veneto per il treno della salute, fermo per tutto il giorno al binario 1 della stazione di Porta Nuova, ha offerto controlli e consigli per uno stile di vita sano ed equilibrato. Il sogno di Don Dante Carraro, unire l'Italia all'Africa per portare il diritto alla salute, è una realtà. Da 5 anni la salute viaggia su 5 carrozze, allestite come ambulatori che permettono a chi sale di fare uno screening e ricevere consigli. Dopo Verona, il treno farà tappa a Padova, Vicenza e Treviso. Un'idea di Medici con l'Africa, di cui Don Dante è direttore, subito sposata dalla Regione Veneto. Mette insieme prevenzione ma anche istruzione, perché c'è una parte sul treno dedicata alle scuole per la sensibilizzazione dei bambini. Allora, la Regione con il CUAM è da anni che mette in campo diversi progetti, proprio la Regione dà una mano anche il CUAM in tutte le attività che il CUAM fa in Africa, nei vari stati, addirittura in Sierra Leone, dove io ho avuto la fortuna di andare nel 2020 con Don Dante. È stato istituito anche un servizio di 118 come teoricamente quello che abbiamo noi, ovviamente con diverse varianti. Medici con l'Africa, presente in 8 paesi africani, mette al primo posto il diritto fondamentale della salute per tutti. Una strategia, quella di uscire a avvicinare la gente con iniziative come questa, sostenuta anche da Ferrovieri con l'Italia, Trenitalia, Provincia, Comune, ULSS 9. La parola chiave del piano regionale della prevenzione è intersettorialità, perché la salute parte fin da piccoli, quindi è giusto che ci sia il contributo degli asili, delle scuole, dei comuni nell'accompagnamento fin dalle età più giovani, per poi salire nelle età in fasi più critiche, quali sono la menopausa oppure la terza età. Al primo posto nella classifica della prevenzione del benessere c'è una regola: a veicolarla il Comune di Verona, che rientra nella rete Città Sane. Non fumare, quella è proprio la base, e dopo il movimento. Il movimento è veramente importantissimo, quindi muoversi, occorre fare magari uno sport, ma anche semplicemente il movimento. Anche tanti movimenti nella giornata, l'OMS dice ogni movimento conta.